Siamo qui in compagnia dell'archeologa Bacciu, qui in Olbia. Se non ricordo male, forse è la prima occasione che veniamo qui a Olbia. Adesso quindi è arrivato il momento di vedere le aree archeologiche di interesse turistico che sono qui in questa area, qui in questa zona. Sono rimasto io tempo fa colpito da un monumento qua che c'è, ed è il Pozzo di Satesta, che siamo qui, ed è, io penso, ben conservato, quindi io ritengo che sia utile farlo vedere, farlo conoscere agli altri. Quindi ti chiedo, allora, ho già svelato io dove siamo qui in Olbia, a Satesta, molto semplice anche da venire e trovarlo, ci sono le indicazioni. Cosa ci vuoi dire? Perché uno dovrebbe venire qui? Allora, io prima di tutto ti ringrazio per essere intervenuto in questo posto, per avermi chiamato e per avermi dato la possibilità di far conoscere questo sito archeologico, Sì. che è uno dei più importanti e dei più grandi che abbiamo qua in Gallura, che rispecchia una forma religiosa delle antiche popolazioni che abitavano questa terra. E il pozzo di Satesta è molto importante e anche ben conservato, come hai detto tu, perché ha subito dei restauri importanti da uno dei massimi esperti dopo Contu, che è Liliu. Sì. Scusatemi, Liliu è dal suo studente Contu, Ercole Contu, quindi nella fine degli anni 60 Ercole Contu si occupa del restauro di questo monumento, mentre lo scavo di questo monumento, di questa bellissima area archeologica, è di soldati del 1938. Quindi abbiamo un po' di tempo, quindi si sa che durante, soprattutto prima della seconda guerra mondiale, lo Stato in generale, o comunque lo Stato fascista o le idee degli stati fascisti, fanno in modo di recuperare quella che è la storia dell'uomo. Quindi in questo caso in Gallura, comunque nella Sardegna, ci sono tantissimi interventi di scavi archeologici, forse proprio per la riscoperta di questa tradizione. E noi siamo stati fortunati perché questo pozzo scavato nel 1938, restaurato negli anni 60, come vedete è perfettamente integro. Sì, è bellissimo da vedere, ve lo confermo qui che ci sono tanti pozzi sacri in Sardegna, li avete visti, ve li ho fatti anche vedere, però questo merita di vederlo, visitarlo, perché è davvero ben conservato e anche l'ingresso dà proprio l'idea di quando l'hanno costruito. Io ti faccio una domanda per chi ci sta guardando: di che periodo stiamo parlando qua? Cioè, di che periodo presumibilmente appartiene questo monumento? Allora, in base agli scavi archeologici e il materiale che è stato ritrovato all'interno, noi possiamo datare, anche in base a comparazioni che possiamo fare con altri siti presenti in Sardegna, stiamo parlando dal 1200 a.C. fino al 900. Alcune volte è stato anche difficile veramente capire quando finisse la funzione di questo sito, perché sono stati trovati elementi fino al Medioevo, quindi stiamo parlando di un arco cronologico che è durato tanti secoli. Logicamente la sua funzione primaria è quella dell'epoca nuragica, quindi il culto delle acque. L'acqua, dovete immaginare l'importanza dell'acqua in quel periodo, che comunque era il bene primario in una società agropastorale. Poi nel periodo romano, logicamente, probabilmente qua c'erano anche degli scali marittimi per commerciare, poi con la zona che vediamo dietro, e i romani un po' tendono a continuare delle usanze che trovano già nei posti, soprattutto per non andare in contrasto poi con le popolazioni locali, fino al Medioevo. Quindi qui abbiamo trovato frammenti, i miei colleghi hanno trovato frammenti di diverse epoche e diverse ceramiche, quindi è un pozzo che è sempre stato usato e in qualche maniera lo possiamo usare anche oggi, perché con l'attività di valorizzazione, con l'attività di guide turistiche e di archeologi è un lavoro che continua. Logicamente ha perso la funzione originaria, che era quella dell'acqua, l'acqua benedetta, l'acqua che in qualche maniera dà vita, e questo è il simbolo del nostro pozzo, la vita. Ti chiedo, raccontaci qualcosina un po', per chi, sai, non tutti siamo archeologi, io stesso imparo da voi, quindi ti chiedo qualcosina sul culto delle acque, cioè la sua funzione qual era esattamente, più o meno, da quello che sono i vostri studi? Allora, precisiamo che sapete benissimo, lo sai anche tu, che non avendo la scrittura, quello, soprattutto nel periodo nuragico, quello che ci viene raccontato lo otteniamo tramite lo studio e gli scavi.
oppure delle usanze che magari potevano avere altre popolazioni che poi sono state in qualche maniera sincronizzate con tutti i popoli del Mediterraneo. Sì. Poi l'importanza dell'acqua, in questo caso il pozzo sacro non serviva solo come un sito sacro, ma veniva utilizzata anche come una sorta di tribunale, quindi messi davanti alla divinità che è dell'acqua, Sì. e uno veniva giudicato. Il giudizio della divinità credo che sia una delle forme più terribili che una persona possa essere sottoposta. Quindi l'acqua, oltre che dare la vita, quindi classica funzione di immergersi nell'acqua, uscire purificati, aveva anche questo doppio ruolo di giudice. Non abbiamo una divinità personificata dell'acqua, ma è proprio l'acqua in sé. Quindi, secondo le fonti, secondo le testimonianze di diversi studiosi, anche qua esisteva quel rito famoso che tu conoscerai, il rito dell'ordalia, quindi il rito delle acque, dove una persona veramente, così viene raccontato, poteva scendere all'interno del pozzo, gli venivano bagnati gli occhi. Ti fermo qua perché allora adesso scendiamo e vi faccio vedere, andiamo proprio lì all'ingresso insieme alla dottoressa, ci spiega un po' quello che poteva succedere, quello che era un po' probabilmente quello che facevano questi popoli antichi, nuragici, qui a Satesta e negli altri, sicuramente negli altri pozzi sacri. Ok, adesso siamo qui all'ingresso. Adesso qui l'archeologa Baccio ci spiega un po' cosa poteva succedere in quel periodo lì, cioè la funzione dell'acqua. Poi vi faccio vedere anche una curiosità che ho visto qua adesso, che abbiamo visto insieme. Non ve lo svelo, dopo vi metto la fotografia. Allora, cosa poteva succedere qua? Cioè la popolazione dell'epoca veniva qui ed era un rito. Sì, allora, come ti dicevo prima, a parte il rito sacro, quindi legato proprio all'acqua, alla sacralità dell'acqua, poteva svolgersi una funzione di tribunale, se in un luogo sacro. Molte volte i luoghi sacri vengono usati anche come tribunale proprio di fronte alla divinità. Sì. In questo caso veniva utilizzato il rito dell'ordalia, ovvero dell'acqua, dove il condannato veniva portato all'interno del pozzo che stiamo vedendo, quindi percorre questi gradini che ci sono, che poi vi faremo vedere, e per bagnarsi gli occhi. Si bagna gli occhi, diciamo, e se, secondo gli studi, secondo le testimonianze, ritornava in superficie e vedeva, allora era innocente. Se invece tornando in superficie non vedeva più, risultava colpevole, perché veniva punito dalla divinità. Questo è il discorso. Infatti, una curiosità ti volevo dire. Molto spesso noi abbiamo dei bronzetti raffigurati con i quattro occhi, i famosi guerrieri a quattro occhi. Esatto. Ci sono delle correnti di pensiero che sostengono che questi bronzetti, se sono bronzetti votivi come saprai, sono stati creati proprio per ringraziare magari qualche dono o qualche aiuto che la divinità ha dato a quel determinato personaggio o guerriero. Quindi questa è una teoria che secondo me ci può... chiave di lettura di alcuni studiosi. Logicamente sempre da documentare, da testare. Quindi... Io per esempio ne ho sentito altre teorie che adesso non vi dico, ve lo farò dire direttamente dallo studioso dell'altra teoria. Quindi succedeva che quello che mi hai detto tu, raccontaci un po' quindi qua la struttura, poi io dopo vi faccio vedere l'immagine più da vicino. Sì. C'è una scalinata. Esatto, qui abbiamo 17 gradini, è uno dei pozzi, come ti dicevo, più importanti e anche quindi più l'acqua profondi. è profonda. Esatto, qui arriviamo a circa 7 metri come camera del pozzo vera e propria, quindi abbastanza alto. Si scende fino a giù, è un pozzo che per fortuna, come poi potrete vedere, ha l'acqua 365 giorni all'anno, a differenza magari di altri pozzi invece che non contengono l'acqua. Quindi si scendeva, quindi voi immaginate anche l'idea che aveva la persona che doveva scendere verso l'incontro con la divinità, perché è la presentazione della divinità, quindi la paura, la soggezione, lo sapete che la psiche fa veramente dei brutti scherzi, e quindi cercava in qualche maniera questa sua cecità o vista confermava la sua innocenza oppure la sua colpevolezza. Ed è molto molto interessante. Invece dall'altra parte, diciamo dalla parte sacra, si scendeva verso l'acqua e psicologicamente o comunque si risaliva da questi gradini
che vedete sopra nella Sì. copertura, quindi all'inverso si entrava, Ho diciamo, in capito. termini Sì. non tecnici, non puri, e si usciva simbolicamente puri da questi Sì. gradini che poi, infatti molti, soprattutto i bimbi, chiedono ma come mai ci sono questi gradini sotto e Sì, sopra? È lo sì. specchio, è come se fosse uno specchio. Come se fosse uno specchio. Esatto, quindi questa è anche una funzione molto importante che comunque loro utilizzavano, quindi avevano un profondo senso di spiritualità legato a questo monumento, che poi non è altro che un santuario. Diciamo che io voglio aggiungere che è tenuto benissimo, cioè all'interno l'entrata è veramente fatta benissimo, ci sono stati dei restauri, immagino, giusto? Sì, sono sempre stati restauri sia negli anni Però- 60 che anche negli anni 90, Sì. a dirti la verità. Però diciamo che veramente ti dà l'idea di come era costruito anticamente, cioè, sicuramente anche le basi sono originarie, Assolutamente sì, quindi è sì. incredibile. Quindi Sì, la sì, persona sì. entrava, andava fino a giù per purificarsi Esatto. e poi ne usciva. Simbolicamente usciva Esatto. purificato dalle scale che vediamo È incredibile. nel tetto, sì, 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 sì. Adesso mi viene in mente una cosa, visto che siamo in un periodo dove se ne discute molto, allora ti chiedo questo. L'ingresso qua del pozzo ha degli orientamenti astronomici con il sole o con delle stelle o è puramente casuale secondo i tuoi studi? Allora, secondo i miei studi, non credo che sia legato a nessun tipo di contatto astronomico o legato all'astronomia. Credo che sia più un ritrovo di una vena d'acqua, Sì. perché questo è il pozzo di Satesta che prende una vena d'acqua sotterranea che parte da Cabo Abbas, che è la capito. montagna che abbiamo qua dietro, il capo delle acque, quindi già ti fa capire Esatto. che ha una sua continuità. E non è una fonte, è proprio un ritrovo di Sì. questa vena d'acqua che probabilmente serviva, non sappiamo per Sì. quale motivo, o magari qui adesso non si vede, ma comunque si capisce lo stesso. Se noi ci giriamo intorno vedrai che c'è verde, Sì. nonostante ci sia caldo, quindi qui è acqua sempre, Esatto, c'è l'acqua esatto. sempre, quindi non è legata, credo che sia più una questione funzionale. A Calassacaia probabilmente c'era un approdo dell'epoca, un Ho approdo capito. nuragico, quindi la gente veniva, Sì. scaricava la merce, ringraziava la divinità magari per il buon viaggio, Sì, per avere buoni sì, affari, e poi andava a commerciare con Ho capito. l'entroterra. Quindi non credo che sia Ho legato, capito. anche perché non abbiamo testimonianze, per Non ci esempio sono- non abbiamo fori Sì. come può essere Santa Cristina, Ho non capito. abbiamo nulla che ci possa far Adesso sì, pensare. appunto, dopo ti faccio una domanda sulla cupola o sulla parte retrostante, ti sì. faccio una domanda lì, ma voglio invece di qui concludere chiedendoti che qua, adesso vi faccio vedere le immagini, c'è un cerchio Sì. e sembra come se ci fossero dei sedili per sedersi. Sì. Quindi ci puoi raccontare cosa succedeva qui? Sì, allora, diciamo che il classico pozzo, il pozzo canonico, è composto da 3 parti: dalla camera, dalle scale e dal vestibolo. Questo dove ci troviamo io e il dottore è un vestibolo, quindi è la zona sacra dove poteva accedere solamente il sacerdote, Ho in capito. questo caso. Mentre dietro di noi, che poi vi faremo vedere, c'è un cerchio, un Sì. cortile, così chiamato cortile, con dei sedili nella parte sinistra. Questi sedili servivano per potersi accomodare, quindi probabilmente o durante le funzioni Ho o durante capito. delle riunioni importanti, Sì. o magari anche durante le fasi del tribunale, quindi questi sacerdoti che prendevano anche il comando della comunità da quel punto di vista, insieme al capo tribù o comunque chi era Sì. adatto per l'amministrazione. Quindi questa particolarità qua non c'è in tutti i pozzi, tu sicuramente ne avrai Sì, visto sì, tantissimi. sì. Qui È la vero. troviamo qua ad Olbia ed era un unicum all'inizio, poi adesso hanno scoperto anche a Fontana Coberta di Ballao, un altro capito. pozzo sacro che ha questa caratteristica, quindi questo cortile circolare. E dall'alto, infatti se noi guardiamo dall'alto, ha una specie di forma di toppa di chiave, quindi Esatto. anche qua ci sono diverse Allora, teorie. ti fermo qui perché adesso ti faccio la penultima domanda, però la facciamo da un'altra posizione. Si riferisce a questo che tu mi stai introducendo, se faccio una semplicissima considerazione, tu mi dici Va bene. in base ai tuoi studi.